Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi è l'inizio di questo ciclo di webinar che il CUG dell'Università di Udine ha organizzato grazie al supporto dell'Ateneo, del Magnifico Rettore, del Direttore Generale e grazie alla collaborazione di tutte le colleghe e i colleghi che hanno dato la loro disponibilità ad affrontare la tematica dell'inclusione, delle diversità, delle pari opportunità a 360 gradi. Quindi in questo ciclo di webinar ci proponiamo di ragionare di questi concetti molto interessanti, di grande attualità e molto importanti per la nostra società da vari punti di vista. Un approccio interdisciplinare e multidisciplinare che quindi ci farà capire come è davvero un prisma quello che noi cercheremo di affrontare, quindi possiamo ragionare di queste tematiche andando a cogliere aspetti diversi, guardando quindi le questioni dell'inclusione e della diversità con un metodo, un approccio, una terminologia diversa, ma sempre nella logica della valorizzazione di ciascuno di noi, di quello che ciascuno di noi può dare alla società. Oggi il primo incontro ha un taglio giuridico. Iniziamo ad affrontare la tematica dell'inclusione e della diversità parlando col professor Francesco Bilotta, che è ricercatore dell'Università di Udine. Francesco Bilotta si occupa di diritto privato, tiene i corsi di diritto privato nel Dipartimento di Scienze Giuridiche e si occupa anche di diritto antidiscriminatorio. Ed è proprio Francesco Bilotta che ci racconterà allora dei principi e delle regole del diritto antidiscriminatorio e delle pari opportunità. Quindi abbiamo scelto di iniziare con il talk di Francesco Bilotta proprio perché è una sorta di kick-off. Cominciamo a mettere dei paletti, a capire di che cosa parliamo quando parliamo di diritto antidiscriminatorio, pari opportunità, per poi continuare invece a declinarlo da altri punti di vista. Allora io cedo la parola al professor Bilotta, che ringrazio moltissimo per aver dato la disponibilità e lo ringrazio moltissimo anche perché il professor Bilotta è componente del CUG e quindi è sempre in prima linea in tutte le questioni che riguardano appunto la tutela del benessere lavorativo esistenziale dei lavoratori e delle lavoratrici e di tutte le componenti della comunità accademica. Vi ricordo che stiamo registrando, che tutto sarà registrato e che poi andrà in onda sul canale YouTube dell'Università di Udine che si chiama Play UniUd, rientrando anche questa come azione di terza missione, quindi di disseminazione dei risultati delle ricerche scientifiche e trasferimento della conoscenza. A te Francesco. Grazie Valeria, un grazie sentito in quanto delegata del Rettore per le pari opportunità e Presidente del nostro Comitato Unico di Garanzia di cui mi onoro di far parte. Un grazie ovviamente anche al Rettore e al Direttore Generale che hanno consentito lo svolgimento di questa iniziativa che mi pare necessaria perché senza la consapevolezza dell'esistenza di una serie di strumenti anche normativi, non possiamo migliorare il nostro stare insieme, come dicevi tu, all'interno della società più in generale, ma anche all'interno di quella più ristretta formazione sociale, la chiamerebbe la nostra Costituzione, che è la comunità accademica in cui tutti quanti noi lavoriamo ed operiamo. Tu mi hai già presentato e quindi come dire, posso saltare alcuni convenevoli. Quello che mi premeva ricordare è che oltre a svolgere l'attività di docente presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine, da un anno a questa parte abbiamo anche ampliato l'offerta formativa del nostro Dipartimento con il Master di Inclusione delle Diversità, che appunto si occupa della formazione post laurea proprio su questi temi, di cui è direttrice la professoressa Brollo e nel cui consiglio di corso sono componente. Di cosa parleremo in questi 20 minuti? Il tempo è poco, ma io cercherò di darvi degli spunti, più di questo non potrò fare, su questi tre
punti. Uno sguardo al contesto normativo, l'ho messo in grassetto non perché sia più importante delle altre cose, ma perché è quello che ci porterà via più tempo in proporzione. Poi vorrei fare un accenno su quali sono gli obiettivi, quali dovrebbero essere gli obiettivi della diversity and inclusion all'interno di un ambiente lavorativo in cui tutti quanti noi siamo inseriti a diverso titolo, e poi per chiudere alcuni suggerimenti per creare delle buone prassi. Vi faccio questa slide, vi mostro questa slide che è un elenco di fonti del diritto antidiscriminatorio. Non vi spaventate perché ovviamente non potremo analizzarle una a una, ma ve le volevo mettere così, una di seguito all'altra, proprio per farvi rendere conto come a tutti i livelli del nostro ordinamento giuridico, e parlo sia dell'ordinamento nazionale sia di quell'ordinamento sovranazionale di cui facciamo parte, cioè dell'Unione Europea, ma anche dell'ordinamento internazionale, cioè le convenzioni, per esempio la Convenzione Europea dei diritti umani che l'Italia ha ratificato essendo parte del Consiglio d'Europa. Ecco, a tutti i livelli, massimi livelli delle fonti normative, noi ritroviamo delle regole, delle disposizioni che ci parlano del divieto di discriminazione, che ci parlano del principio di uguaglianza, che ci parlano della tutela della dignità delle persone. Quindi, senza voler entrare nel merito di tutte queste disposizioni normative, è importante evidenziare come da qualsiasi punto io parta, arrivo sempre alla stessa conclusione. C'è un principio, ci sono dei principi all'interno del nostro ordinamento che in maniera univoca ci indicano tutti quanti la stessa direzione. Non si può discriminare, c'è bisogno attraverso delle azioni come quella che stiamo facendo noi in questo momento, cioè dei comportamenti che generino poi un cambiamento nelle nostre relazioni sociali che favoriscano l'inclusione, che favoriscano l'uguaglianza. Perché ci tengo molto a sottolineare questa parola principio? Perché diciamo è un po' diffuso l'atteggiamento nei confronti del diritto, che giustamente è uno strumento per risolvere dei problemi che abbiamo nella nostra quotidianità, ma non è una bacchetta magica. L'atteggiamento diffuso è, beh, se posso o non posso fare qualcosa, me lo dirà il giurista, me lo dirà l'esperto di diritto, ma proprio perché il diritto non è la bacchetta magica, non sempre ci sono delle risposte chiare, univoche, ai problemi che noi abbiamo nella nostra quotidianità. Ovviamente nella maggior parte dei casi queste risposte ci sono, cioè ci sono delle regole di comportamento chiaramente espresse nel nostro ordinamento e ora ne vedremo alcune. Però se queste regole in alcune circostanze dovessero mancare, il diritto comunque non può venir meno alla sua funzione sociale. Il diritto ha come funzione quella di organizzare le nostre esistenze, per cui se non c'è una regola espressa, i principi ci aiutano a dare quelle risposte di diritto che ci consentono di organizzare il nostro stare insieme. Per quello, al di là delle regole di dettaglio che pure ora velocemente vedremo, è importante ricordarci che esistono dei principi generali, che è appunto il principio di uguaglianza, il principio di non discriminazione, il principio del rispetto dell'autodeterminazione delle persone, il principio del rispetto della dignità altrui. Tutti questi principi ci serviranno nel momento in cui non ci sono regole precise, espresse, che ci consentano di decidere come comportarci in alcuni casi concreti. Ecco, allora, proprio perché non è che non esistono regole a questo riguardo, vediamo un po' quali sono le regole che abbiamo. Ne potevo scegliere molte. Mi voglio focalizzare però su questa, cioè il decreto legislativo 216 del 2003, perché insieme ad un altro decreto legislativo che è il 215, sempre del 2003, è un po' il cuore di un insieme di regole che abbiamo introdotto nel nostro ordinamento su impulso dell'Unione Europea e che ci parlano appunto della non discriminazione. Queste due direttive, la 78 del 2000 e la 43 del 2000, ci offrono delle definizioni di discriminazione.
avessimo avuto più tempo, mi sarebbe piaciuto sentire da voi quale concetto associate alla parola discriminazione. Cos'è per voi discriminazione? Diciamo che le direttive europee ci offrono delle definizioni che sono un po' controintuitive, nel senso che per discriminazione non si intende soltanto la disparità di trattamento, perché le discriminazioni sono anche le molestie, sono tutti quei comportamenti che sono indesiderati e che hanno lo scopo o l'effetto, dicono le direttive, di violare la dignità di una persona e comunque di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. E qui mi riferisco anche all'ambiente di lavoro. Questa nostra conversazione di oggi è indirizzata prevalentemente alle persone che lavorano all'interno dell'università, e quindi focalizzarci sul fatto che discriminazione è anche molestia, e dove per molestia non si intende soltanto la molestia sessuale, che è quella che ci viene per primo in mente, ma anche la molestia verbale, anche la molestia ambientale. E il fatto che una persona che subisce una molestia non reagisca alla molestia, per esempio perché la molestia viene messa in atto da una persona che per esempio è gerarchicamente superiore alla vittima della molestia, ecco, questa non ribellarsi alla molestia non la rende meno illecita. Così come è bene che noi distinguiamo la molestia rispetto al mobbing, e soprattutto che ci mettiamo in mente che la molestia, come dire, ha una sua oggettività nella misura in cui viene percepita come tale dalla persona che ne è vittima. Sempre perché siamo tutti quanti lavoratori all'interno di questo contesto, e perché il CUG si occupa anche del benessere lavorativo, ci dobbiamo ricordare che il divieto di discriminazione non ci viene soltanto dalle direttive europee. Di non discriminazione parlava già lo Statuto dei lavoratori. Il fatto che all'interno dell'ambiente lavorativo si debba promuovere il benessere del lavoratore, non abbiamo dovuto aspettare le direttive europee perché fosse regola nel nostro ordinamento. Già l'articolo 2087 del nostro codice civile ci dice che l'imprenditore, ma in questo senso possiamo interpretare la parola in maniera ampia come il datore di lavoro, deve far tutto il possibile, deve porre in essere delle misure che siano necessarie a tutelare ovviamente l'integrità fisica, ma anche la personalità morale, così si esprime il codice, che comunque è stato scritto negli anni 40 del secolo scorso, quindi ha un linguaggio un po' datato, però in questa personalità morale possiamo leggere la tutela della dignità e del benessere della persona. E tutte queste regole sono conformi a articoli della Costituzione, come l'articolo 2 che parla della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, l'articolo 3 che parla del principio di uguaglianza, l'articolo 32 che parla del diritto alla salute, ma intesa come la intende l'Organizzazione Mondiale della Sanità come pieno benessere fisico, psichico e sociale della persona. Sempre la nostra Costituzione ci parla della dignità del lavoratore, e abbiamo accennato che il diritto antidiscriminatorio è uno strumento per la tutela della dignità della persona. E poi vengo brevemente a quelle che sono le fonti interne del nostro Ateneo. Anche qui non voglio tediarvi con un'esegesi di tutte le norme rilevanti, però vi voglio ricordare che il nostro statuto di Ateneo cita la tutela contro le discriminazioni, istituendo appunto il Comitato Unico di Garanzia. Esiste un regolamento del Comitato Unico di Garanzia, ma quello che è più importante secondo me sono il codice etico, il codice di comportamento del nostro Ateneo, che in verità non sono due testi normativi separati, perché sono contenuti in un unico decreto rettorale, e voglio soltanto ricordare che nel preambolo del codice etico e di comportamento ci si richiama espressamente alla Costituzione italiana, e a un certo punto si dice
che l'università, che è una comunità di docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti, deve rispettare e promuovere i valori sottesi al principio di responsabilità, che si declina in questi aspetti, primo tra i quali il rispetto dell'uguaglianza e della dignità umana, la difesa della libertà e dei diritti individuali. Terzo punto, rifiuto di qualsiasi forma di ingiusta discriminazione e riconoscimento del valore insito nelle diversità individuali e culturali. Ancora, l'articolo 3 del codice etico, la prima sezione di questo documento, ci ricorda che si intitola proprio così: rifiuto di ogni discriminazione. Il primo comma dice: l'università è una comunità di persone che esigono il riconoscimento della pari dignità umana e, in quanto diverse, attenzione e valorizzazione reciproca. Salto il secondo comma, che è molto lungo. Il terzo dice: l'affermazione e la pratica dell'imparzialità sono una derivazione del rifiuto di ogni ingiusta discriminazione. Ancora, l'articolo 18 del codice di comportamento, e qui mi appello a Valeria in quanto giuslavorista, che può dire meglio di me qual è l'importanza per un dipendente del rispetto del codice di comportamento, perché poi apre la strada a delle sanzioni anche di carattere disciplinare. Ecco, l'articolo 18, il sesto comma, dice, parlando dei rapporti esterni, diciamo così, con gli utenti, e qua come dire, prima di tutto mi viene da pensare ai nostri studenti: il lavoratore, quindi tutti noi, assicura uguale trattamento a parità di condizioni, astenendosi da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sugli utenti o che comportino discriminazioni basate, e poi c'è un elenco di caratteristiche personali che insomma vi potete immaginare, ma che comunque descrivono la varietà delle caratteristiche personali con cui noi possiamo interagire nel nostro lavoro quotidiano. Sia il codice etico che il codice di comportamento, l'ho già accennato, non solo ci danno delle regole, ma ci danno anche delle sanzioni per il mancato rispetto di queste regole. Per questo è importante che noi abbiamo ben chiaro quali sono le regole e soprattutto che il mancato rispetto di queste regole ci possono esporre a delle sanzioni. Alla luce di tutte queste considerazioni, entro soltanto brevemente nel merito sempre delle regole espresse, per dire che esiste una azione antidiscriminatoria, cioè una tutela giudiziaria contro quei comportamenti non solo violativi del divieto di discriminazione, ma anche violativi della dignità della persona, che sono contenuti in questo decreto legislativo che vi mostro, e le tutele che noi possiamo chiedere agendo anche personalmente. Questo è uno dei pochissimi casi in cui non ci serve un avvocato per rivolgerci al magistrato e chiedere tutela. È uno dei pochissimi casi. E c'è la possibilità di chiedere una tutela risarcitoria, una tutela inibitoria, cioè l'ordine che il giudice emana perché quel determinato comportamento cessi, e poi c'è altre possibilità che diciamo qui solo accenno, cioè la pubblicazione del provvedimento, e poi nell'ambito del rapporto di lavoro la nullità, la dichiarazione di nullità. Questa è una modifica che le direttive europee hanno consentito dell'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori, la nullità dei patti e degli atti che sono diretti a creare delle discriminazioni. Sempre molto brevemente, perché ci interessa anche da un punto di vista dell'organizzazione del lavoro all'interno del nostro Ateneo, perché gli obiettivi dell'inclusione delle diversità sono strettamente connessi con il miglioramento delle condizioni di lavoro e soprattutto con l'aumento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione in cui si lavora. E come si può ottenere questo? Valorizzando le specificità di ciascuno, proprio in funzione del vantaggio che
la mobilitazione del talento individuale, diciamo così, può derivare all'organizzazione, non tanto in termini, diciamo, di aumento del fatturato nel nostro caso, ma proprio di aumento dell'efficacia della nostra funzione sociale e soprattutto del benessere delle persone che lavorano all'interno del nostro Ateneo. Ecco, questo volevo sottolineare perché certe volte del diritto antidiscriminatorio si dice che è una forma di livellamento, no? Ci vogliono tutti uguali e quindi non vogliono far emergere le qualità di ciascuno di noi. È vero esattamente il contrario. È vero esattamente il contrario. Attraverso la valorizzazione delle specificità di ciascuno e un trattamento che sia il più possibile egualitario si può esaltare, diciamo così, la specificità di ciascuno. Soltanto, e chiudo brevissimamente, uno sguardo a quello che possiamo fare concretamente nella nostra vita quotidiana all'interno della nostra comunità. Innanzitutto è quello che stiamo facendo oggi, comunicare che cosa si intende fare, quali sono le soluzioni che si intendono promuovere per l'inclusione, stabilire delle regole di comportamento per evitare per esempio le molestie ambientali, e queste regole di comportamento non sono solo quelle del codice etico e del codice di comportamento che abbiamo detto, ci potrebbero essere delle regole di comportamento diffuse anche nelle strutture, diciamo, delle articolazioni del nostro Ateneo, a livello dipartimentale per esempio. L'ascolto dei reclami per comprendere come gestirli nel migliore dei modi, però per ascoltare chi reclama, questi reclami ci devono essere. Il CUG è un luogo di ascolto innanzitutto, è un luogo in cui ci sono delle persone che volontariamente si sono messe a disposizione della comunità accademica, hanno messo a disposizione le loro expertise perché si possa ascoltare il disagio e si possa cercare di suggerire delle soluzioni, cosa che abbiamo sempre fatto e stiamo facendo ogni volta che qualcuno si rivolge a noi, ma prima di tutto c'è bisogno che voi vi rivolgiate al CUG, c'è bisogno che ci sia un dialogo sempre proficuo tra le parti, c'è bisogno che se siamo testimoni di una molestia, di una discriminazione, c'è bisogno che non ci giriamo dall'altra parte, diciamo così. C'è bisogno che se anche la vittima della molestia o della discriminazione non vuole, per sue ragioni del tutto personali rispettabili, non vuole attivarsi, che chi ha visto, pur nel rispetto della riservatezza, pur nel rispetto della privacy di quella persona, comunichi innanzitutto alla vittima che sta dalla sua parte e in secondo luogo che si attivi per segnalare l'esistenza di un problema, perché, ripeto, ci sono gli strumenti, come per esempio il Comitato Unico di Garanzia, ma questi strumenti devono essere utilizzati. C'è bisogno di comprendere il perché accadano determinate cose, perché se io non capisco perché accadono determinate cose non posso neanche cercare delle soluzioni. E poi c'è bisogno di attivare dei supporti e ci sono nel nostro Ateneo, non mi riferisco soltanto al CUG e alle azioni positive che sta mettendo in campo, ma ci sono supporti, penso soprattutto per gli studenti, anche di carattere psicologico, e questo è importante rilevarlo. Solo a titolo di esempio, come buona prassi, come CUG abbiamo accolto e abbiamo cercato una soluzione proprio utilizzando i principi, come dicevo prima, in mancanza di una regola espressa, abbiamo cercato una soluzione per venire incontro alla richiesta di una persona in transizione che però ancora non ha ottenuto la rettificazione dei documenti anagrafici, di poter, nello svolgimento del suo rapporto di lavoro all'interno del nostro Ateneo, di poter essere riconosciuta nel genere verso cui sta transitando. Abbiamo utilizzato i principi, ci siamo sforzati, abbiamo ascoltato, ma su questo l'abbiamo potuto fare perché c'è stato una persona che si è rivolta al CUG e ci ha chiesto come ci dobbiamo comportare in questi casi. Ecco, quindi concludo con questo appello, il CUG c'è, cerchiamo di fare il possibile,
come dire, nessuno è perfetto, quindi sicuramente possiamo fare di più, possiamo fare meglio, però ce la stiamo mettendo tutta e penso che la giornata odierna sia la dimostrazione di questa nostra volontà di, come dire, cercare di fare il più possibile per l'inclusione all'interno del nostro Ateneo. Grazie. Grazie, professor Billotta, per il suo bellissimo talk. Francesco, forse dovresti chiudere il microfono. Perfetto, perché sentivo il rimbombo. Io chiedo alle persone che sono online, che sono veramente tante, se hanno una domanda da rivolgere al professor Billotta. Se vogliono anche accendere il microfono, magari non accendere la videocamera, però se vogliono accendere il microfono e fare una domanda, c'è anche spazio per qualche domanda. Non vedo domande. Non c'è. Chiedono in chat, Sì, perfetto. Nicoletta Pellegrini chiede che cosa si intende per molestia ambientale. Ecco, Francesco, io adesso chiudo il microfono, quindi che cosa la professoressa Pellegrini, che tra l'altro sarà un'altra nostra speaker, che cosa si intende per molestia ambientale? E ti rivolgo anch'io una domanda, sempre a chiarimento di alcuni concetti che sono molto complessi e che tu hai giustamente esemplificato in un breve talk. Oltre a che cos'è la molestia ambientale, ti chiederei sempre velocemente di dire che cosa significa azione positiva, perché a volte il concetto di azione positiva viene considerato una forma di discriminazione al contrario, si tratta di concetti invece diversi. Grazie Francesco, a te la parola. Grazie. Allora, molestia ambientale è una di quelle espressioni che i giuristi creano per cercare di descrivere in maniera sintetica dei fenomeni che spesso sono molto complessi, come in questo caso. Perché noi, come disposizioni normative, partiamo dal concetto più noto di molestia sessuale, che quindi implica un comportamento indesiderato che viola la sfera sessuale di una persona, a cui è seguito un altro concetto che è quello di molestia verbale, cioè un comportamento indesiderato che si produca attraverso l'uso di un linguaggio che la persona a cui è rivolta la parola ritiene violativo della sua dignità, e poi siamo passati a questo concetto più ampio di molestia ambientale, riferito soprattutto all'ambiente di lavoro, e cioè creare un clima non solo attraverso l'uso delle parole, ma attraverso per esempio l'uso di gesti, attraverso per esempio un caso giurisprudenziale noto è quello della fissione all'interno del luogo di lavoro di immagini diciamo molto esplicite dal punto di vista sessuale che la persona non gradisce. Il caso riguardava una donna che all'interno della stanza in cui lavorava, che condivideva con degli uomini, era costretta a avere dei calendari, diciamo, non espliciti da un certo punto di vista. Il fatto di sentirsi costantemente come dire, non considerata come donna lavoratrice, ma come semplicemente una persona del sesso femminile, ecco, creava un disagio e una costante violazione della dignità di questa persona. Per cui molestia ambientale è un termine sintetico per far riferimento a tutti quei comportamenti diversi dalle espressioni verbali e che non attengano soltanto alla sfera sessuale, che degradano la dignità della persona, della vittima di questi comportamenti. Azione positiva. Diciamo che abbiamo due livelli di concetti associati a questa espressione. Azione positiva in senso stretto, dal punto di vista soprattutto legislativo, sono tutte quelle attività che il legislatore prevede per cercare di
sostenere una parte svantaggiata all'interno della società. Le quote rosa, per esemplificare, sono una dei casi principali dal punto di vista legislativo che ci vengono subito in mente se pensiamo all'azione positiva. Favorire le donne nell'accesso per esempio a determinate posizioni lavorative riequilibra quello svantaggio che le donne come gruppo sociale hanno per esempio all'interno dell'ambiente di lavoro. Questo primo concetto di azione positiva è legato a quello a cui accennava la professoressa Fili prima, cioè quella di discriminazione al contrario, perché in questo caso c'è un trattamento differenziale che noi facciamo fra due soggetti, favorendo espressamente uno a discapito dell'altro. Il punto è però che questo favor che noi riconosciamo a uno dei due gruppi sociali che prendiamo in considerazione è semplicemente un modo per affrontare quella condizione di esclusione sociale in cui quel certo gruppo sociale è culturalmente e storicamente posto all'interno del nostro sistema. Senza questo tipo di supporto è impossibile rompere, diciamo così, quel potere escludente che ha posto ai margini quel determinato gruppo sociale nel corso del tempo. A questo primo concetto se ne accompagna però anche un secondo, dove azione positiva potremmo meglio definirla azione proattiva. Il nostro piano di azioni positive, per esempio, è un insieme di azioni che cercano di evitare che determinate cose accadano o cerca di intercettare dei bisogni per dare delle risposte. In questo modo ci immaginiamo che mettendo in atto questo piano di azioni positive, che è un piano biennale che il CUG approva e che cerca di poi mettere concretamente in essere, ecco, sono un insieme di attività che non hanno tanto quell'effetto di riequilibrio di cui si diceva prima delle azioni positive di fonte legislativa, ma cerca proprio di prevenire l'esclusione e ovviamente favorire l'inclusione a 360 gradi. Grazie Francesco, sei stato chiarissimo, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio tutti i 72 partecipanti al webinar che sono rimasti con noi per questa mezz'ora. Spero che l'intervento del professor Bilotta, seppur sintetico, seppur avendo affrontato tematiche davvero molto impegnative, sia stato chiaro ed efficace per quantomeno dare delle piccole informazioni, sollevare delle curiosità, dei dubbi e per così cominciare a diffondere anche dei concetti di cui a volte si sente dire, si sente parlare, ma che sono poco chiari. Ringrazio ancora quindi il professor Francesco Bilotta, tutti voi che siete online e ringrazio di nuovo in maniera proprio sentita e personale, oltre che a nome di tutti i componenti del CUG, il magnifico rettore e il direttore generale che ci hanno consentito di organizzare questo evento. Grazie a tutti e vi do appuntamento alla prossima settimana. Di nuovo arrivederci. Buona giornata e buon weekend. Grazie, arrivederci.